Siamo giullari viaggiatori che ci piace raccontare, illusionisti della sera, dell'altra faccia della bandiera. Spesso cambiamo casa e vita, che non possiamo cambiare passioni. Siamo giullari viaggiatori, con la luce dei lampi, col rumore dei tuoni, e dalle donne ci facciamo amare, perché come farfalle ci fanno volare, rubando alle città i più bei colori che al momento giusto tiriamo fuori. È tempo di riprendere il cammino sulle rotte di questo nostro mare, di salpare nuovamente sospinti dalle sue brezze. Da quando l'uomo ha solcato le onde del Mediterraneo? Da quando questa distesa azzurra è diventata il luogo ideale di contatti e di scambi tra popoli differenti? Su questo mare che tutto trascina e tutto trasporta, che unisce e divide, questa volta abbiamo deciso di seguire le rotte che raccontano Oriente e Occidente, due visioni distinte, due modi differenti di leggere il mondo. Nel racconto mediterraneo i miti occupano un posto di grande rilevanza. I miti che diventano spessissimo il pretesto per parlare di altro, miti che ripercorrono il cammino dei secoli e giungono fino a noi in tracce, in frammenti. Lo è stato per molto tempo e lo è tuttora il mito di Odisseo, l'eroe del viaggio per eccellenza. Ora utilizziamo un altro mito, il mito della guerra di Troia, che diventa per noi pretesto per raccontare il rapporto tra l'archeologia e la storia e la finzione e il racconto, e il rapporto tra il passato e il presente. Spessissimo infatti la guerra di Troia è stata vista ed è stata, passatemi il termine, pubblicizzata come l'evento, l'incontro-scontro tra due mondi totalmente differenti tra di loro. Da una parte il mondo greco, civilizzato, e dall'altra il mondo orientale, un mondo visto come altro da noi. Questa divisione tra sponde diverse del Mediterraneo è una divisione che conosciamo fin troppo bene, perché si ripercuote poi nella nostra attualità, anche se in forma diversa. Cerchiamo di capire quindi cosa ci dicono le tracce materiali, di cosa ci parla l'archeologia, di cosa ci parla la storia, se confutano o confermano i fatti che ci vengono raccontate dalle storie antiche, e cerchiamo di capire anche come la materia antica, come il mito della città di Troia e la sua strumentalizzazione possono essere giunte fino al nostro presente. Ne abbiamo parlato con Massimo Cultraro. Il tema della contrapposizione tra questi due monti, da una parte l'Oriente, dall'altro i greci, era sempre presente nel mondo antico, a cominciare già dal mondo attico. Basta far riferimento, ecco, la fonte principale in questo caso è Erodoto, il quale ci racconta che Serse, in occasione della seconda spedizione contro la Grecia, prima di attraversare l'Ellesponto, si è fermato a rendere sacrificio a Troia. Ora noi non sappiamo esattamente dove si sia realmente fermato, perché non ci sono indicazioni di carattere topografico. Tuttavia, agli occhi di uno storico ateniese quale era Erodoto, il gesto assume un significato politico molto forte, perché una componente culturale orientale, quindi identificata nel grande impero persiano, omaggio a quella città che è stata distrutta dal mondo greco, cioè da quegli antenati, Agamennone e i suoi compagni, ai quali poi si rifaceva il mondo più tardo. La contrapposizione è stata sempre presente, continua anche attraverso la mediazione del mondo romano. L'Eneide di Virgilio ne è un altro straordinario esempio.
i profughi troiani, visti come microasiatici, vengono integrati all'interno di un nuovo mondo occidentale, ma sono sempre comunque degli stranieri, i quali alla fine poi daranno il proprio contributo ponendo le basi per la nascita e la fondazione di Roma, fino ad arrivare all'ultimo grande imperatore pagano, che è Giuliano l'Apostata, che nel 354-355 si ferma a Troia, fa l'ultimo grande sacrificio per consolidare quello che è un gesto di grande significato storico e politico, cioè la consacrazione di un Occidente che si mette in contrapposizione con il mondo orientale. Quindi un tema sempre sentito, sempre vissuto, che poi passa attraverso i vari stadi della storia europea fino ad arrivare a chi poi identifica Troia nelle rovine di Hissarlik, cioè Heinrich Schliemann. È probabile che una forte componente egea fosse già presente all'interno del tessuto sociale di Troia fin dal XIV secolo. Con funzioni diverse, commercianti, probabilmente anche mercenari inquadrati all'interno di questa città-stato, così come avveniva più o meno in tutte le altre città dell'Asia Minore. I Micenei prestavano il proprio servizio al soldo di queste città-stato, il che non escludeva l'avvio anche di relazioni di carattere diplomatico e commerciale. La conclusione alla quale arriva Godard è quella di vedere una presenza micenea dentro Troia, interpretata come i Micenei, ecco, d'Oriente, chiamiamoli così, del mondo microasiatico, che a un certo punto cominciano a dar fastidio perché controllano una delle principali rotte, che è quella dei Dardanelli, che collega il Mar Nero con l'Egeo, e gli Egei, i signori cioè dell'Argolide, decidono attraverso una coalizione militare di agire e mettere fine a questa supremazia dei Micenei d'Oriente. È una lettura estremamente suggestiva, ma che lascia tuttavia numerosi spazi ancora da investigare. Sono tante le zone d'ombra, a cominciare dal fatto che noi non sappiamo che struttura politica avesse Troia, soprattutto che lingua si parlasse, perché non abbiamo a oggi un solo elemento a favore di una presenza dal punto di vista linguistico di Micenei nel tessuto troiano. Nel 1998 Troia viene nominata Patrimonio dell'Umanità all'interno della politica dell'UNESCO. È il primo passo, molto tardivo devo dire, di inserire una realtà archeologica così importante all'interno di un contesto più ampio, che viene a coincidere di fatto anche con un cambiamento politico notevole all'interno del mondo turco. In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, sappiamo che anche la Turchia aveva preso parte al primo grande conflitto. Erdogan sfrutta il centenario, che in Europa aveva visto manifestazioni di altra natura, come una sorta di proclama nazionale, perché coincideva di fatto il 1918 e il 2018 con un centenario molto più importante. La fine della Prima Guerra Mondiale non era più vista come il collasso dell'antico impero sovranazionale ottomano, ma diventava il momento di rinascita e di riscatto di una nuova realtà che aveva come punto di riferimento Kemal Pascià, diventato poi il noto Ataturk, cioè il rifondatore dello Stato turco. E non è casuale che ad Ataturk si attribuisca, devo dire provata storicamente, questa frase che quando ricostruisce la nuova Turchia ed è alle porte di Smirne era stata occupata dall'esercito greco nel 1921, il grande Kemal Pascià dica: dopo aver cacciato via i greci abbiamo rivendicato Troia. Quindi elementi di grande interesse che trovano poi, ecco, per chiudere, una sintesi anche visiva nella trasformazione di Gallipoli
in luogo di celebrazione e rifondazione di una nuova identità, con la costruzione circa 6-7 anni fa di questo museo della battaglia di Cianaccale. Cianaccale coincide con la Gallipoli, il nome europeo, che comincia esattamente con le vicende della guerra di Troia e si conclude con la rifondazione del nuovo mondo turco. Su questo mare per secoli si sono intrecciate rotte, si sono incontrati e scontrati popoli, si sono suggellate amicizie e giurate guerre, si sono favoleggiati mondi sconosciuti o fuggiti regni in rovina, si sono affrontate tempeste o mostri inimmaginabili, si sono ascoltate lingue, si sono sperimentate invenzioni, gusti nuovi, cibi, odori e sapori, si sono ascoltate musiche, suoni e canti diversi. Da ciascuna delle sue sponde l'uomo si è chiesto cosa ci fosse al di là, cosa ci fosse oltre l'orizzonte, oltre quelle isole, oltre quei promontori. Da ciascuno scoglio sono partite imbarcazioni e ne sono arrivate altre, con nuove storie da raccontare. Ma se noi tornassimo un po' indietro nel tempo, a prima di tutto ciò, a prima della presenza di arabi, romani, greci, fenici, nuragici, chi ci sarebbe? Chi potremmo incontrare su questo Mediterraneo? C'è stato un momento di assoluta stasi, di assoluta assenza umana su questa distesa d'acqua? Beh, lo abbiamo chiesto ad Alfonso Stiglitz. Ritengo che la Terra sia grandissima e che noi dal Fasi alle colonne d'Ercole non ne abitiamo che una ben piccola parte, solo quella in prossimità del mare, come formiche o rane intorno a uno stagno. Questo è Platone che in un suo dialogo racconta il Mediterraneo, lo racconta come un mare unico, come un'immensa pozzanghera, un immenso stagno, con una sola porta, quella delle colonne, famose colonne d'Ercole, che portano all'ignoto. Ma quando è che inizia questa percezione? Perché fino ad allora il Mediterraneo era un insieme di mari, l'Egeo, l'Adriatico, il Tirreno, il Mare Sardo, il Mare di Albor, l'Atlantico Mediterraneo come proiezione del Mediterraneo nell'Atlantico, ma nel IV secolo con Platone ormai il Mediterraneo è unico, nel senso che lo conoscono come un mare unico. Quando è iniziata questa percezione? Almeno 1000 anni prima, a metà del secondo millennio a.C., in quella che chiamiamo l'età del bronzo, quando i vari Mediterranei, le varie parti del Mediterraneo entrano in contatto. E ovviamente non abbiamo testi scritti come quelli di Platone, ma abbiamo degli oggetti. Questi oggetti ci parlano, ceramiche, metalli, statuine e poi altri prodotti magari deperibili, stoffe, oli profumati, eccetera. E noi abbiamo materiali orientali, cosiddetti micenedi, quelli che sono gli antenati dei greci, li abbiamo in tutto il Mediterraneo centrale, li abbiamo qui a San Rocco, davanti, qui nel Golfo di Cagliari, li abbiamo nell'Italia meridionale, in Sicilia, li abbiamo a Cartagine, qui davanti, a 200 km qui davanti, li abbiamo fino nella lontana penisola iberica, quindi c'è una navigazione, gli oggetti si muovono con gli uomini, non si muovono da solo. E con gli uomini si muovono idee, pensieri e tante altre cose. In Oriente abbiamo materiali occidentali, abbiamo materiali nuragici a Creta e a Cipro, abbiamo materiali dell'Italia meridionale, della Sicilia, in Grecia, in Anatolia, nel vicino Oriente. Abbiamo cioè persone, oggetti che si muovono, merci che si muovono, ma anche persone, ormai è sempre più chiaro, gruppi di persone, magari mercanti, magari artigiani, che vanno a stabilirsi a Creta, a Cipro e in Grecia. Il simbolo è dato dai lingotti a pelle di bue, a forma di pelle di bue con 4 manici dal peso dai 30 ai 50 kg, che sono il sistema standard di esportazione del rame. Sono normalmente in rame cipriota e si trovano in tutto il Mediterraneo. La Sardegna è il sito che ne ha restituito di più, a parte i relitti. Il relitto di Ulubunu ne ha restituito 350, la Sardegna 100, e si trovano fino in Germania, quindi è un oggetto di quella che viene chiamata la prima epoca
dell'internazionalizzazione. Venivano trasferiti con navi di circa 15 metri. Il relitto di Luburun, affondato davanti alla Turchia, è una nave di questo genere, portava 350 lingotti di rame, centinaia di lingotti di stagno, lingotti di vetro e una marea di altre cose. Quindi trasportava merci, era una nave probabilmente con una ciurma mista, portava anche un topolino. Nella stiva, dove c'erano le erbe, i rami che servivano a stipare bene i lingotti in modo che non raschiassero tra loro, hanno trovato lo scheletro di un topolino. I topi vivono nelle navi, sono i primi ad abbandonarla, in questo caso non ce l'ha fatta. Bene, quel topolino è stato studiato ed era un topolino siriano della zona di Ugarit. Questo conferma che la nave partì da Ugarit, quindi una nave siriana, una nave ugarittica. A Ugarit c'era una delle, tra virgolette, fonderie nelle quali veniva fabbricati i lingotti a pelle di bua. Chi incontriamo nel Mediterraneo? I levantini, siriani, micenei, ciprioti, cretesi, troviamo siciliani, troviamo gente della penisola italiana, genti dell'Iberia e ovviamente genti della Sardegna, genti nuragico. Li troviamo con persone che si spostano. Dobbiamo ancora capire come si spostano, ma sicuramente si spostano. Persone, oggetti e idee. Partimos viernes 3 días de agosto de 1492, años de la Barra de Saltes, a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol. Praticamente siamo partiti venerdì 3 agosto del 1492 dalla Barra di Saltes alle 8. Con una forte virata andammo verso il tramonto. Questa è la celebre frase di Cristoforo Colombo che ha cambiato la storia del mondo. E la partenza da Palos, da Huelva. Palos è a Huelva, una cittadina dell'Andalusia atlantica, e Colombo si volge a occidente per cercare l'Oriente, una rivoluzione nel pensiero della navigazione. Perché parliamo di Huelva e cosa c'entra col Mediterraneo antico? Perché 2400 anni prima di Cristoforo Colombo, esattamente da quel punto, da quel porto che oggi non esiste più perché è interrato, arrivarono navi fenicie, arrivavano delle navi con fenici e nuragici, artigiani, mercanti. Nel IX secolo a.C. si stabiliscono in un insediamento iberico, probabilmente a commerciare, probabilmente a vivere, ancora non lo sappiamo. Huelva è una città moderna, quindi è difficile anche capire i contesti dove vengono trovate. Ed è un percorso non eccezionale, perché qui davanti a Utica, in Tunisia, avviene la stessa cosa. In un insediamento africano, locale, si insediano i fenici, nella stessa epoca, al IX secolo, e assieme ci sono i nuragici. Ancora dall'altra parte, penisola iberica, in questo caso nell'Andalusia mediterraneo, Malaga, all'aeroporto di Malaga, la Rabadaniglia, un isolotto, c'è insediamento iberico e c'è una casa, un paio di case con fenici e nuragici, cioè c'è una comunità che si muovono verosimilmente alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di scambi. Nella penisola iberica sicuramente metalli, l'oro che manca in Sardegna, manca un po' in tutto il Mediterraneo, la penisola iberica è ricca, ma anche l'argento, ma anche altri materiali, e poi per portare i propri prodotti. E quindi quello che possiamo dire è che la ricerca di risorse, ricerca di metalli, ricerca di terre, ricerca quindi di stabilirsi verso luoghi che ci permettano di portare le cose nostre, i nuragici, i fenici, i micenei, eccetera, ma anche di ricevere qualcosa in cambio. E questo vale anche per epoche precedenti. Se pensiamo a un altro indicatore del Mediterraneo, di navigazione del Mediterraneo, l'ossidiana. L'ossidiana è un materiale tipico delle isole, a Sardegna, a Lipari, a Palmarola, a Pantelleria, sono le 4 isole del Mediterraneo occidentale che hanno ossidiana, Melos nel Mediterraneo orientale. Bene, da queste isole parte l'ossidiana in tutte la terraferma, in Italia, in Francia meridionale e così via. Cioè anche in quel momento, anche se il Mediterraneo è frazionato, anche in quel momento c'è un motto che unisce queste varie cose. Quindi la risposta: c'è stata stasi? No,
perché, come dire, già nel Neolitico antico, 8000 anni fa, c'era una navigazione all'interno di pezzi del Mediterraneo, ma anche prima l'uomo, come Homo sapiens, nasce in Africa e poi si muove in continuazione, va a prendere nuove terre. Arrivato davanti al mare non si ferma, quindi iniziarono con piccole navigazioni sopra tronchi. Il Mediterraneo è sempre stato teatro di scambi, contatti, interazioni culturali tra le genti in maniera più o meno pacifica. Ma all'interno di questo contesto come possiamo interpretare la politica di espansione dei greci verso il Mediterraneo occidentale? Perché, da che cosa vengono spinti? E all'interno di questo quadro politico come si colloca la Sardegna e il rapporto con le genti locali? Ce ne parlano Giovanna Pietra e Rubens Storiano. Rubens Doriano, i greci, il Mediterraneo, l'Occidente, l'Oriente, ma quando parliamo di greci, di chi parliamo? Chi sono i greci? Nell'ambito dei rapporti con la Sardegna dobbiamo obbligatoriamente distinguere, diciamo, 2 o 3 fasi, perché per il grande pubblico greci sono un po' tutti quelli dell'antichità che abitavano nella Grecia continentale, nelle isole e coste limitrofe, e per il grande pubblico sono greci a tutti gli effetti, giustamente, anche gli eroi dei poemi di Omero, no? L'Iliade, Achille, Agamennone, Odisseo, Ulisse, no? Quello dell'Odissea. Omero ci racconta di un mondo, in parte ci racconta di un mondo, lui scrive intorno al 750 a.C., di un mondo che noi archeologi chiamiamo quello della Grecia micenea. Ci parla in parte dei Micenei, i popoli e i sovrani che hanno abitato appunto quell'area del mondo in un'ottica delle relazioni con la Sardegna, diciamo tra il 1400 e il 1100 a.C. più o meno. E i Micenei si spingono verso l'Occidente, intanto anche per curiosità, per esplorare sempre di più un mondo del quale ad ogni tappa nella quale arrivano, in Italia meridionale per esempio, sentono parlare di terre e di popoli che stanno ancora più in là, verso Occidente. E chiaramente sono spinti anche dalla ricerca di beni da scambiare, di beni da acquisire, no? Nella fattispecie soprattutto i metalli, anche se non solo. C'è una grande fame di metallo che viene ricercato dalle corti della Grecia micenea stessa, ma delle corti dell'Oriente, no? I sovrani ittiti, i sovrani egizi, no? Quindi rame, argento, oro, stagno, e questo li spinge verso l'Occidente, in Italia meridionale, in Sicilia, in Sardegna, e instaurano rapporti appunto di scambio con le varie popolazioni indigene. In quel momento in Sardegna è all'apogeo la civiltà nuragica, e quindi incominciano queste relazioni dirette, no? Quindi con viaggi diciamo relativamente brevi, tra virgolette, e su questa rotta Oriente-Occidente, dopo l'apertura da parte dei Micenei, troviamo nelle tappe di questi viaggi anche materiale nuragico a Creta, nell'isola di Cipro, quindi si crea un interscambio, insomma, tra le due metà del Mediterraneo occidentale. Diciamo, questa è la prima fase. E poi però ce n'è una seconda. Poi c'è una seconda.
C'è una In seconda. questa seconda, scusami, in questa seconda fase, chi sono quelli che i greci che arrivano e chi sono le persone che incontrano, i popoli che incontrano? Allora, c'è una seconda fase. Dopo il crollo delle unità statali o quasi del mondo orientale, intorno al 1200, il mondo greco cambia completamente. Si frantumano le macro unità territoriali, i regni micenei, c'è un vuoto di potere, diciamo, tra virgolette, e noi vediamo che da questo momento di incertezza, questo periodo di incertezza, eccetera, nel corso di quello che noi chiamiamo VIII secolo, diciamo negli anni tra l'Ottocento e il Settecento a.C., si costituiscono quelle entità che noi poi chiamiamo le poleis, cioè le città greche, le città-stato, come si dice di solito, e in seguito anche a un incremento demografico, i rapporti con l'Occidente cambiano. L'interesse del mondo greco verso l'Occidente aumenta e assistiamo al fenomeno che impropriamente chiamiamo colonizzazione. Dovremmo forse non usare più, almeno nel parlare con il grande pubblico, il termine colonizzazione per l'antichità, perché purtroppo con questo termine si indica anche la brutale colonizzazione che i paesi dell'Europa dal 1600 a 50 anni fa hanno adottato in Africa, nelle Americhe, anche nell'estremo oriente, arrivando proprio a dei veri e propri crimini contro l'umanità. La tratta dei neri dall'Africa verso le Americhe, le stragi dei nativi americani, quindi quella che noi chiamiamo con lo stesso termine nell'antichità è una cosa completamente diversa. I Fenici e i Greci si proiettano nel Mediterraneo occidentale e consolidano le loro posizioni fondando delle aree urbane. Ma questo è, a presupposto di ciò, c'è obbligatoriamente una accettazione di questa presenza da parte dei vari popoli indigeni. Le città che promuovono questi insediamenti in Occidente, sia fenicie che greche, Fenice, Tiro, Sidone, Grecia, Corinto, Sparta, eccetera, non sono metropoli di milioni di abitanti. Quindi questi signori che si dislocano in Occidente e fondano delle urbane sono poche centinaia per ogni singola città che nasce, e poche centinaia di giovani maschi. E quindi questi insediamenti, per prosperare economicamente, per gli scambi e demograficamente, con le unioni miste, hanno bisogno di una popolazioni indigene con le quali avere ottimi rapporti. Gli indigeni dell'Occidente concedono la loro ospità territoriale perché constatano anch'essi il reciproco interesse che c'è dai nuovi venuti nei loro confronti e da parte loro nei confronti dei nuovi venuti, e quindi una cosa completamente diversa da quello che i paesi europei hanno combinato negli ultimi 3 secoli, insomma, in giro per il mondo. Una cosa molto diversa. Questo sì, soprattutto per l'Italia, per esempio nell'Italia meridionale e in Sicilia. Ma cosa succede, per esempio, negli equilibri, no, di questo Mediterraneo occidentale con gli Etruschi e con i Sardi anche? Allora,
nei manuali di storia, di archeologia, tuttora leggete che i greci fondano città in Italia meridionale e in gran parte della Sicilia, i fenici nella cuspide estrema occidentale della Sicilia, in Nord Africa, in Spagna e in Sardegna. Quindi la Sardegna è assegnata, diciamo, alla colonizzazione fenicia. Da alcuni anni, invece, i ritrovamenti archeologici ci hanno mostrato in modo assolutamente incontestabile che c'è stata una città greca in Sardegna, Olbia, che nasce con i Fenici verso il 770 a.C., nel 630 vede cambiare il controllo sull'area urbana. Ai Fenici, scusate, si sostituiscono i greci della città di Focea, che è una città greca sulle coste dell'attuale Turchia, sulla costa occidentale. Ma perché a Olbia? Perché i greci scelgono Olbia? Bella. In quale dinamica, se esiste, o se non è una casualità, in quale dinamica degli equilibri del Tirreno nasce Olbia piuttosto che Olbia a Cagliari? Bella domanda. Allora, i Focei sentono sul collo il fiato del Regno di Libia. Il Regno di Libia, che è nel cuore dell'attuale Turchia, a sua volta riceve pressioni dall'impero assiro, che occupa il Medio Oriente, e in qualche modo cerca sbocchi sulla costa che è occupata da una serie di città greche, la costa turca. E i Focei tentano questa avventura occidentale, che cercano di cambiare aria, insomma, no? E quindi si proiettano ad occidente per questo motivo. Anche questa seconda tappa del nostro viaggio è giunta a terminazione. Le abbiamo viste quelle genti, le abbiamo immaginate giungere da lontano fino a qui. Abbiamo guardato le navi solcare le onde e proseguire la loro rotta verso terre sconosciute. Ora nuove vele si profilano all'orizzonte e nuove storie da raccontare. Siamo giullari viaggiatori con mille problemi ma un poco dottori, che per passione curiamo i dolori, ma i nostri no perché siamo un po' fuori, questi bambini nel silenzio, quando per amare c'è poco tempo. Siamo giullari viaggiatori che troverai nella barca e non nei televisori, che non chiedono mai niente, ma lasciate già andare, dove il destino nostro è la strada, dove potremo suonare. Siamo giullari viaggiatori che oltre il 2000 chissà se ci saremo un pochi col bicchiere di vino e spero in Dio sia ancora pieno, ma saranno le mani che con lo sguardo degli altri andranno lontano, se il nostro fuoco arriverà al mattino con le sue voci e con Tonino. Saremo più grandi ma con 20 anni meno, fra amici e donne aspettando un postino per sapere se resteremo o via sul prossimo treno. Siamo giullari viaggiatori che per non star male devono cantare il nostro cuore, il nostro rumore. Se ci incontrate dateci da bere,
siamo giullari viaggiatori di gioie e tristezze d'altri mondi, in cerca di parole o di carezze, ma abbiamo fretta, dobbiamo andare, abbiamo fretta, dobbiamo dobbiamo andare.